a noi interessava il fatto che il design senza uno storytelling non fosse design completo, no? Proprio ci siamo chiesti, ma perché gli altri studi di design non parlano, non raccontano una storia? Perché non analizzano il brand? Cioè, sembra quasi che poi l'obiettivo di uno studio di design all'epoca fosse quello di creare dei bei prodotti, no? Però noi in realtà ci siamo resi conto, praticamente fin da subito, che non bastava creare dei bei prodotti. Quindi vi siete dati, come dire, delle correzioni, nel senso, Beh, o avete fatto sì. degli errori che vi hanno fatto pensare, ecco, allora, sì, io credo che comunque tutto il nostro percorso sia stato comunque in divenire e spero lo sarà ancora, perché alla fine il metodo progettuale nostro è ok, questa analisi, ma per fare cosa? Per creare un linguaggio che è un linguaggio con cui facciamo in modo che il brand comunichi con quel target. Quando abbiamo trovato quel linguaggio lo traduciamo in design. Quindi stiamo parlando di un design appunto legato alla comunicazione e una comunicazione legata al design. A volte è più difficile accontentare il cliente che accontentare il mercato. secondo me molto spesso il cliente non riesce a vedersi dall'esterno e questa cosa qui, cioè, è un po' vittima di se stesso, per cui alla fine nel sedimentarsi all'interno di questa azienda, poi molto spesso lo stare troppo dentro un'azienda ti fa vedere l'azienda solo da quel punto di vista lì, e quindi molto spesso noi seguiamo il brief, però uscite dall'abisso. abbiamo avuto Dwayne Edwards, che è il designer di Nike Jordan, che era in trasferta con una delegazione da Portland, e un nostro carissimo amico ce l'ha portato lì in studio perché voleva fargli vedere la nostra realtà. Voglio dire, da Portland è venuto a Montebelluna, io credo che comunque con l'idea comunque di assorbire, non manca di solo dare. il volo diretto. Bentornati a Campus Cast, un podcast di British School Bassano del Grappa, dai forti accenti veneti e dalle fortissime propensioni internazionali, e da qualche puntata a questa parte anche con un occhio, un'ottica, una attenzione per il design. Abbiamo con noi due dei tre moschettieri di Fab Lab Design Montebelluna, Cristiano e Andrea. Ben arrivati. Salutiamo anche Tommaso, che non ci ha potuto raggiungere oggi, Purtroppo. ma è con noi sempre spiritualmente, il grande vecchio di Fab Lab. Esatto. Ecco, ciao Tommaso. Ben arrivati ragazzi. Grazie. È veramente un gran piacere avervi qui, perché vi conosco da anni, e stiamo collaborando su vari fronti, e il design, non lo nascondo, è il design e la comunicazione legata al design è uno dei grandi argomenti che abbiamo affrontato in passato, che andremo a esplorare con voi in occasione di questa puntata, e ovviamente porteremo ulteriormente avanti nelle prossime stagioni, nelle prossime puntate. Ma oggi siamo Fab Lab, oggi abbiamo Fab Lab come ospite. Ok. L'orientamento, il valore per chi ci ascolta in questa puntata è il fatto che molte persone sentono di avere idee, creatività, intuizioni, ma spesso non sanno come trasformarle, non sanno come dar vita a questi. In questa conversazione useremo appunto le esperienze di Cristiano e di Andrea per capire cosa significa davvero lavorare nella creatività, come si costruisce e si consolida nel tempo una mentalità capace di trasformare intuizioni in progetti reali, in concretezza, e quindi non soltanto astratta creatività, e cercheremo di far portare a casa appunto a chi ci ascolta e ci guarda anche tanti come, ok? È la nostra domanda principale, è tra le nostre domande principali. I perché ve li lasciamo in altre circostanze, ecco. Ma come nasce davvero il pensiero creativo, e perché non è solo talento o talenti, plurale? Come si trasforma un'intuizione in un progetto concreto? Come si comunica questo progetto concreto? Perché sappiamo la vostra esperienza arrivare anche fortemente dalla parte comunicativa, ma anche il rovescio della medaglia, quindi quali errori si fanno spesso e quali errori avete fatto voi, o che magari fanno i giovani, il pubblico e il territorio da cui traete appunto ispirazione e dove vi muovete anche. E perché oggi non basta creare qualcosa di bello, ma serve che qualcosa abbia un senso e non sia semplicemente un'astrazione, cosa che magari in alcuni periodi della storia, ma anche recenti, abbiamo potuto osservare. Quindi lascio a voi, decidete chi di voi appunto inizia a raccontare
un po' la vostra storia personale, gradirei appunto averla in a nutshell. Ma dopo, come si unisce il tutto in questa alchimia che è Fab Lab e cosa ne deriva poi da un punto di vista passionale, chiamiamolo così, che si trasforma in professionale. Anche questa è una delle nostre punchline di riferimento. So che voi siete già follower, tra l'altro, quindi Sì. sono stato molto felice di avere appunto degli amici, dei colleghi, dei collaboratori che mi hanno detto figo il tuo podcast. E io ho detto, perché non ci venite? Ed eccomi qua. Vai, chi comincia? Io e Cristiano ci conosciamo da quando abbiamo 15 anni praticamente, comunque abbiamo sempre suonato insieme, quindi abbiamo sempre avuto una passione creativa in comune. Che non è il design. Che non è il design, però in realtà nel nostro gruppo c'era anche tutta una parte promozionale su cui eravamo dedicati, perché comunque in qualche maniera la passione per il design, per il graphic design, per la comunicazione, la pubblicità, in qualche maniera l'abbiamo sempre avuta. Per cui abbiamo cominciato a sperimentarci in ambito creativo fin da subito. Per cui secondo me è un percorso creativo che è ben rodato e che poi si è trasformato in uno studio di design e comunicazione che in realtà fin dall'inizio voleva essere dirompente rispetto agli altri studi, proprio perché ci siamo resi conto che cominciando a lavorare, insomma, passata l'adolescenza, diciamo, e passate, come posso dire, superate anche alcune passioni, poi entrando nel mondo del lavoro ci siamo resi conto di come poi le agenzie e gli studi di design lavorassero veramente, secondo noi, in maniera molto parziale, e quindi ci siamo resi conto dell'esigenza, è proprio nata un'esigenza di creare un qualcosa che fosse ben diverso, e poi chiaramente appunto poco dopo abbiamo conosciuto anche Tommaso che insomma ci ha accompagnato poi nel rendere un'idea in nuce, come posso dire, un laboratorio creativo che stava nascendo poi con lui è diventato anche quello che è oggi, cioè un vero e proprio studio di design e comunicazione. E quindi appunto io non so bene spiegare come tradurre, come posso dire, un pensiero creativo in un'idea tangibile, perché poi in realtà è quello che ci è venuto sempre in modo molto naturale. È stata poi l'esperienza, secondo me, è stata proprio l'esperienza unita alla passione, quindi da una parte l'esperienza e quindi anche gli errori, e dall'altra la passione che portava alla determinazione, ci ha sempre portato a essere determinati ad andare avanti, e poi ovviamente anche grazie alle varie persone che abbiamo incontrato, perché comunque in tutti questi anni, ormai sono 18 anni che lo studio è aperto ufficialmente, quindi comunque il laboratorio creativo c'era da prima, sono 22 anni che io e lui comunque in qualche maniera creiamo insieme, perché anche a livello musicale io l'ho citato, però per me è importante, perché comunque noi siamo partiti da subito facendo canzoni solo nostre. Comunque avevamo una scenografia, comunque avevamo una coreografia, cioè non era, come posso dire, ci troviamo a strimpellare, cioè noi ci credevamo veramente, secondo me. Sì, abbastanza. E io sono orgoglioso, tu no tanto, però io sono ancora orgoglioso di questo, cioè, perché comunque avevamo 16 anni, 15 anni. Cioè, Sentiamo Cristiano. Ma allora sì, sicuramente l'idea di creare qualcosa era un po' il fulcro, no? Di crearlo assieme. Attraverso le arti, perché attraverso appunto le arti. hai citato la musica, poi hai citato la comunicazione, è arrivato il design anche attraverso quella che so essere parte della vostra formazione accademica, in questo caso, però non voglio rubarvi le parole, vai. No, dicevo appunto c'è un discorso di creatività come punto di partenza, però non è la creatività soggettiva, è proprio il fare qualcosa assieme che fa la differenza per noi. E quando fai le cose assieme, dal creare musica, quant'altro, inizi a cozzare con le idee degli altri, no? Perché sei in più di uno e tu butti la tua, l'altro butta la sua e inizia a capire che quella amalgama là o c'è o non c'è. Quindi ti trovi con delle persone con le quali vedi che funzionano le cose e con altri invece che funzionano meno. Io e Andrea abbiamo sempre avuto
una creatività che si mescolava bene assieme l'un l'altro e complementari, cioè molto diverse. Creativamente parlando, io, lui e Tommaso ne parlavamo anche prima in macchina, Ed è sono questo, molto ovviamente, diversi, no? è Sì. bello pensare che ci sono 3 cervelli che ragionano assieme e trovano, hai usato il termine giusto, amalgama sì. o sinergia, che crea poi alla fine. E crea e O meglio, neanche alla fine, in divenire. sì, e soprattutto mischia, perché il punto è proprio quello di riuscire a compenetrarsi l'un l'altro e a riempire i vuoti che qualcun altro lascia. Allora, come nella musica ognuno ha il suo strumento, anche qui ognuno poi col tempo ha capito qual è lo strumento. Interrompiamo soltanto un attimo per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Americana, l'agenzia che vi aiuterà ad integrare l'intelligenza artificiale con il vostro business in modo facile, efficace e personalizzato. Americana utilizza una combinazione di esperienza imprenditoriale, marketing basato sui dati e tecnologia avanzata per aiutare la tua azienda ad ottimizzare i tempi, migliorare i flussi di lavoro ed ottenere risultati concreti. Per capire meglio come l'intelligenza artificiale può aiutare il tuo business, visita americana.vision. Il link per entrare in contatto con Americana e conoscere meglio i loro servizi lo trovate direttamente nella sinossi di questo video. Dovendo definire un aggettivo, so che vi siete dati dei ruoli anche all'interno per riuscire effettivamente a concertare quello che è l'impegno, lo skill specifico di ciascuno. Voi 3 come vi definite all'interno della collettiva Fab Lab? Allora, è un argomento perché... Chi è il direttore creativo? Allora, il direttore creativo, diciamo che abbiamo una direzione creativa condivisa, nello specifico abbiamo deciso che ho io questo ruolo, però è un po'... non vuole essere un ruolo dove gli altri sono subalterni, diciamo che è un ruolo che serve per definire, però la parte creativa molto spesso è fatta assieme. La direzione nel senso che c'è un metodo progettuale che è condiviso e una parte creativa che è sicuramente fatta assieme. C'è una direzione artistica della quale abbiamo deciso che è Andrea appunto a capo di questa, però anche lì è una cosa che diciamo che noi 3 lavoriamo molto assieme su tutti gli aspetti del progetto e anche Tommaso che è appunto la parte di design, il direttore del design dello studio, ha un po' l'ultima parola su questo ed è un po' l'ultima parola forse che fa la differenza, cioè capire che ognuno di noi magari ha delle competenze che possono essere più rilevanti su un campo perché magari ci ha speso più tempo, però se pensiamo a direzione creativa, che significa appunto mettere insieme delle idee oppure fare un brainstorming iniziale, riuscire a portare qualcosa all'interno di un prodotto o all'interno di un progetto, è qualcosa che facciamo sempre assieme. Poi magari l'ordinarlo, cioè il riordinare queste idee qua è una cosa che molto spesso mi occupo io di farlo perché nel tempo ho creato un metodo, come ad esempio dal punto di vista estetico creare una amalgama, una conformità linguistica, qualcosa che molto spesso fa Andrea perché riesce ad avere una visione d'insieme molto esteticamente coerente, mentre appunto a livello di design, quindi riuscire a avere il form and function, riuscire a creare un qualcosa che parli a livello di linee, sicuramente Tommaso è quello che riesce ad avere questo codice stilistico tra di noi. È affascinante perché appunto molto spesso chi si muove come freelance individuale deve svolgere tutte e 3 queste funzioni. Voi anche... Sì, e anche noi siamo in grado di farle certamente individualmente, no? Tutte quante. Il problema, come posso dire, la mancanza è che se siamo in 3, fondamentalmente la condivisione di alcuni punti porta anche dei punti di vista diversi, degli approcci diversi che fanno crescere e alzare il livello di qualsiasi progetto. Se lo facciamo singolarmente, magari viene comunque un buon progetto, però noi internamente diciamo non è Fab Lab Design, no? Non è abbastanza Fab Lab, perché effettivamente quando soddisfa tutti i requisiti che tutti e 3 pongono, si alza il livello. È un po' la differenza appunto tra quello che è una forma d'arte che è strettamente individuale, parlando di processo creativo, a quello che invece appunto è un processo creativo per arrivare a un qualcosa che deve avere un fine anche commerciale nel nostro caso, cioè è un qualcosa che non è fino a se stesso come un'opera d'arte, ma deve avere più livelli di valore. E in questi livelli di valore chiaramente il fatto di avere più step condivisi da più persone con delle prospettive diverse riesce ad essere
più omogeneo, no? come capacità, mentre lavorando a livello personale si tende e si rischia di avere un approccio artistico al prodotto. Messo in poche parole, mi piace o non mi piace, o funziona o non funziona per me. Se funziona già per 3 teste diverse, stiamo già parlando di un qualcosa che all'interno già del concept è rodato. Cioè è un qualcosa che inizia ad essere rodato proprio perché all'interno delle nostre visioni, che sono diverse ma compatibili, iniziano ad avere appunto degli step nei quali il progetto si scontra, nel senso che immaginati che è un po' una palla di biliardo che prima di entrare in una buca fa vari angoli, no? Ognuno di noi mette degli angoli quando ci iniziamo a progettare e questi angoli sono le visioni e le spinte. Ti stavo per chiedere questo, e tu me lo stai introducendo con una ottima analogia, ma avete effettivamente buttato giù quello che potrebbe essere, non dico un decalogo, ma degli step, dei passaggi che sono una sorta di metodo Fab Lab per riuscire ad arrivare a un livello Fab Lab? Sì, assolutamente. Noi partiamo sicuramente... Puoi spoilerarlo? Sì, non è niente di trascendentale, è un metodo analitico. Cioè, sicuramente c'è un grande interesse da parte nostra nello studio del consumer, cioè nell'analisi di quelle che sono le spinte sociali, le spinte dei trend, che poi i trend non sono quello che meramente è la moda, ma è appunto i movimenti che la società ha nel corso degli anni, di come si muove, quali sono le tendenze proprio della società, che porta appunto a dei movimenti che sono internazionali, sono globali e che poi ricadono in trend che diventano poi degli stili anche di vita e che poi diventano degli stili estetici. Quindi, per sintetizzarla, non è un'istantanea, No. ma è un'analisi dell'evoluzione, un minifilm di quella Sì. che è l'evoluzione. Ok. È un minifilm che poi ha un protagonista che è il consumer o il target per il quale noi andiamo a lavorare, e senza di quello già non stiamo lavorando a vuoto, perché diventa un progetto che è fine a se stesso, mentre noi facciamo dei progetti appunto che sono dei prodotti e questi prodotti devono essere poi venduti a una persona. Quindi per noi sicuramente partiamo da un'analisi a chi vendiamo questo tipo di prodotto. E questo è il primo passaggio che facciamo. E dopodiché, dopo questo passaggio, e ovviamente è un passaggio che parte dall'azienda, perché ovviamente l'azienda con cui noi abbiamo a che fare ci richiede un prodotto fatto per un certo tipo di audience. Però all'interno di quell'audience a noi interessa sviscerare bene quali sono i comportamenti, quali sono gli schemi di utilizzo, quali sono le mentalità che ci sono dietro queste persone. È molto importante capire bene la cultura di riferimento con il quale cultura di riferimento dell'audience o cultura di riferimento del cliente? No, dell'audience. Dell'audience, perché il perché cliente... molto spesso bisogna raffrontarsi appunto con un cliente che magari ha delle idee relative a quello che potrebbe essere uno studio di design che voi invece non rispecchiate. Ma ci arriviamo dopo magari, perché stiamo ancora parlando di quelli che sono gli step del tuo appunto, del vostro metodo condiviso. Sì. Ok, vai. Quindi appunto c'è la possibilità di avere un brief da parte di un cliente che ti chiede un qualcosa che serve all'azienda o che serve per coprire una fetta di mercato. All'interno di quella fetta di mercato per noi come prima fase, dicevamo, è appunto quella di studiare bene per chi lo andiamo a fare. E ovviamente parallelamente a questo a noi interessa molto studiare il brand per cui lo facciamo. Quindi le due cose sono proprio il primo step: capire quali sono i valori del brand, qual è la storia del brand, perché è apprezzato e come si interfaccia e come dialoga con l'utilizzatore finale. La nostra formazione in comunicazione, io e Andrea abbiamo saltato una parte, però all'inizio del nostro lavoro, prima che entrasse Tommaso, abbiamo lavorato nella comunicazione prima che nel design. Poi quando è subentrato Tommaso abbiamo fatto un focus sul design, perché lui ci ha portato appunto un grande knowledge riguardo il prodotto calzatura che noi invece affrontavamo da vari altri punti di vista. E poi abbiamo fatto anche uno step più dentro il mondo della calzatura, perché altrimenti per noi il mondo della comunicazione, fondamentalmente Fab Lab Design, come è iniziato, era un laboratorio creativo che poteva sviluppare qualsiasi cosa, cioè voleva sviluppare qualsiasi idea creativa in maniera dirompente. Questo era perché fondamentalmente ci sembrava che tutti i progetti, che la maggior parte dei progetti in generale fossero molto piatti. E ci sembrava giusto, doveroso, introdurre dei progetti che fossero estremamente forti, no? Quindi noi non abbiamo mai chiuso, ma abbiamo aperto a diverse possibilità.
Poi business is business, per cui poi è entrato anche il mondo, è entrato anche Tommaso, per cui che aveva una formazione molto forte nell'ambito footwear. Noi comunque parallelamente lavoravamo anche nel mondo footwear e quindi diciamo abbiamo sentito doveroso poi focalizzarci in quello che poi veniva meglio e anche in quello in cui eravamo più forti, quindi settore footwear, ambito design e comunicazione. Quindi vi siete creati, o meglio, avete individuato quella che era una nicchia È più venuto specifica, avete messo in modo sostanzialmente naturale. in atto quello che è una delle vostre metodologie, cioè avete fatto un po' di pulizia. Sì, esatto. Sì. Assolutamente. Avete applicato a voi stessi, che è una cosa molto difficile da fare, nel senso utilizzare lo stesso metodo con cui approcciate il vostro business su voi stessi, su quello che effettivamente era ciò che poi siete andati a individuare e su cui vi siete specializzati, su cui avete, non dico creato una nicchia, ma comunque avete dato quella dirompenza in una specifica modalità e settore di prodotto. Assolutamente. Oltre che di comunicazione legato al prodotto, perché voi, ricordiamocelo, una cosa che mi ha colpito sempre di quello che voi proponete è date una sorta di pacchetto completo. Ma più che altro, più che idea di pacchetto completo, a noi interessava il fatto che il design senza uno storytelling non fosse design completo, no? Quindi noi proprio ci siamo chiesti, ma perché gli altri studi di design non parlano, non raccontano una storia? Perché non analizzano il brand? Cioè, sembra quasi che uno studio di design, poi l'obiettivo di uno studio di design all'epoca fosse quello di creare dei bei prodotti, no? Però noi in realtà ci siamo resi conto, praticamente fin da subito, che non bastava creare dei bei prodotti. Quindi vi siete dati, come dire, delle correzioni, nel senso, Beh, o avete assolutamente fatto degli sì. errori che vi hanno No. fatto pensare, ecco, Allora, sì. io credo che comunque tutto il nostro percorso sia stato comunque in divenire e spero lo sarà ancora, perché non credo, come posso dire, che ci siamo fermati e che il nostro metodo progettuale si sia fermato qua. Spero che possa migliorare ancora, no? Che Deve possa per forza. condirsi ancora delle esperienze, anche che a volte impari anche molto spesso dagli errori dei clienti. Ma poi ci sono Io anche credo di aver nuovi, imparato molto dai clienti. ci sono anche i nuovi strumenti ovviamente che ti obbligano Esatto. a sviluppare. Però io volevo tornare al discorso di prima perché abbiamo aperto la parentesi della comunicazione per concludere un po' il processo, no? Nel senso che noi appunto, avendo lavorato nella comunicazione, alla fine il metodo progettuale nostro è ok, questa analisi, ma per fare cosa? Per creare un linguaggio che è un linguaggio con cui facciamo in modo che il brand comunichi con quel target. Quando abbiamo trovato quel linguaggio lo traduciamo in design, che è un linguaggio, da una parte un linguaggio di comunicazione, dall'altro un linguaggio estetico-funzionale. Quindi stiamo parlando di un design appunto legato alla comunicazione e una comunicazione legata al design. Quando tu vedi un prodotto che ti parla in qualche maniera, è perché quel prodotto là dentro di sé ha dei valori, ha delle specifiche, che siano poi valori estetici, che siano valori funzionali, che comunicano con te qualcosa. Mi trovo particolarmente bene a fare questa chiacchierata perché effettivamente si sta parlando di metodo. Sì. E senza metodo, l'avete sottinteso voi, ma anche esplicitato, scusate l'antitesi, ma non si arriva da nessuna parte. E quindi il talento, lo dicevamo all'inizio, bisogna essere creativi per fare il lavoro che fate, per fare il lavoro che i designer fanno, per comunicare il design, per far scaturire un linguaggio. Ma senza metodo, senza una grammatica, va tutto perso, rischia di andare tutto perso, a meno che per una botta di fortuna, appunto, botta de culo, potremmo anche definirlo, Certo. sì, non Tanto si il riesca. dialetto è ben accettato. Tanto siamo qua, abbiamo accenti veneti, anzi abbiamo anche parole venete che spesso scaturiscono e sbrissa, come ha detto appunto Carlotta durante una delle ultime puntate. Non si riesce a dare continuità, perché non si riesce a dare continuità, non si riesce a dare continuità e riuscire a mantenere quel livello qualitativo di comunicazione e di, allo stesso tempo, design in linea con ciò che sta sempre divenendo, appunto, il discorso del minifilm, il cliente che ieri si fa felice con un tipo di prodotto, con un tipo di colore, con una palette specifica e domani invece se l'è già dimenticata. Sì. Ma poi comunque c'è il discorso che altrimenti senza metodo rimane, come abbiamo detto all'inizio, qualcosa di meramente artistico. E quindi rimanendo meramente artistico non riesce poi ad avere un pubblico di riferimento, perché l'arte comunica direttamente, mentre noi abbiamo bisogno di un metodo per creare dei prodotti in maniera artigianalmente, cioè con un senso
No, la differenza tra arte e artigianato è proprio quello, l'arte è fine a se stessa, l'artigianato serve per qualcosa che poi deve essere utile. E quindi è importante vedere questo e vedere anche come il cambiamento, anche che abbiamo fatto noi all'inizio, diciamo, da laboratorio creativo, era proprio da un processo nel quale noi sperimentavamo quasi artisticamente. Noi all'inizio avevamo anche una serigrafia. Artisticamente, sì. Avevamo anche una serigrafia sperimentale, facevamo delle cose abbastanza interessanti dal punto di vista Avanguardo. abbiamo una delle prime cose che abbiamo fatto è stata fare una scarpa fatta in un pezzo unico, nel senso Di pelle, che all'epoca, voglio dire, era sicuramente molto più visionario. Adesso una scarpa a pezzo unico è più normale, però all'epoca era sicuramente una cosa che i modellisti a Montebelluna ci hanno guardato e ci hanno detto: voi siete Ne abbiamo fuori. trovato uno che è stato un po' un nostro mentore da un certo punto di vista, che è Aldo Gallina, che era Aldo Gallina, che purtroppo non c'è più, che ci ha dato una mano nel impostare un po' una parte tecnica che noi all'epoca non avevamo. Però l'approccio nostro, e che lui tra l'altro aveva molto apprezzato, era appunto un approccio molto artistico nei confronti del design. Ma non artigianale. Non ancora artigianale. Invece col tempo lo abbiamo fatto a diventare artigianale, nel senso che diventava qualcosa in funzione di. È un po' partendo dal mondo della musica, no? Pensa a Battiato, ha fatto i primi 4 album che erano roba inascoltabile, e poi a un certo punto ha detto: bene, adesso voglio avere successo. E ha fatto La voce del padrone, ha fatto quegli album là che sono diventati gli album di Battiato. Ma prima inizia a fare musica sperimentale, è sperimentazione, forse non c'è quello che viene fatto dopo senza quello di prima, no? Quindi la parte sperimentale è sicuramente fondamentale, ma ha a che fare secondo me con due macro aree. Una, l'età. Devi farlo per una certa età, a meno che non scegli la carriera appunto artistica, cioè la parte iniziale della tua esplorazione può essere artistica, dopo devi diventare uno specialista, devi diventare autorevole in quello che sai fare, perché altrimenti diventi autoreferenziale, che non è la stessa cosa. E la seconda parte appunto è raggiungere una professionalità, e per avere una professionalità chiaramente occorre fare un qualcosa che sia ripetibile. Mentre l'opera d'arte fine a se stessa è anche unica nel suo genere, noi abbiamo dovuto creare un metodo che sia ripetibile, in modo che il nostro cliente alla seconda, alla terza collezione trova sempre sì qualcosa di nuovo, ma trova un metodo, un procedimento con il quale può interagire. Hai citato il cliente. Sì. Ed è un qualcosa a cui volevo arrivare, perché a volte è più difficile accontentare il cliente che accontentare il mercato. Sì. Cliente che vi commissiona Sì. ovviamente la comunicazione, il design, Sai, la calzatura. forse, secondo me, molto spesso il cliente non riesce a vedersi dall'esterno, e questa cosa qui, cioè, è un po' vittima di se stesso, per cui alla fine crede di volere, il cliente inteso come azienda, no? Quindi certo, poi sì. le persone che poi fanno parte di questa azienda, come posso dire, nel sedimentarsi all'interno di questa azienda, poi molto spesso no, c'è gente comunque bravissima e che sa fare benissimo il suo lavoro, e sicuramente anche molto stimolante. Però a volte lo stare troppo dentro un'azienda ti fa vedere l'azienda solo da quel punto di vista lì, e quindi molto spesso noi seguiamo il brief, però uscite dall'abisso. rebriefiamo completamente. Nel senso che noi cerchiamo sempre di fare quello che ci viene chiesto sulla carta, però poi in realtà facciamo quello che secondo noi è giusto, perché nel tempo, anche lì, esperienza, all'inizio facevamo tutto quello che ci chiedevano, ma poi vedevamo che non vendeva, vedevamo che comunque i risultati non venivano fuori, ancora prima che non vendessero, e quindi ci siamo chiesti: ma forse sono loro stessi che non ci stanno chiedendo le cose giuste? Allora noi molto spesso, comunque è giusto, come posso dire, valorizzare il lavoro di tutti, per cui sicuramente partiamo, come posso dire, da ciò che di buono c'è. Prendiamo ciò che di buono c'è, lo reinterpretiamo sempre e forniamo il nostro punto di vista, e io credo che sia sempre poi apprezzato, cioè non troviamo mai Ci sono stati momenti scogli in cui magari vi siete detti: non è per noi. No, sai cosa? Allora, il fattore di un'azienda che cerca, nel nostro caso, un consulente esterno, cerca proprio questo, nel senso che loro ovviamente hanno delle... Another point of view. Another point of view, sicuramente, perché altrimenti si arrangerebbero. Quasi tutte le aziende con cui lavoriamo hanno il loro designer interno, e sono persone bravissime e che hanno un'alta specializzazione in quello che stanno facendo.
Mi viene a dire che sono già artigiani consolidati. Sono già artigiani consolidati e è gente che ha un knowledge altissimo sulla specificità del loro prodotto. Quando cercano un'azienda come la nostra è perché vogliono avere una visione da fuori, che è quello che diceva Andrea, perché loro stessi si rendono conto di quello che dice Andrea, cioè di essere un po' chiusi all'interno della loro visione e non riescono ad andare oltre. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è, quando ci arriva un brief, e il valore aggiunto è l'interpretazione di questo brief, perché loro chiedono una cosa che gli copra un buco, diciamo, che non hanno. Ecco, il come poi questa cosa viene fatta o quello che loro si aspettano, la sorpresa è fargli qualcosa che è giusto ma è inaspettato, è quello che deve fare un'agenzia esterna, perché altrimenti se lo farebbero internamente. Avete trovato differenze? Immagino di sì, ma volevo capire quali differenze tra clienti del territorio, aziende che magari vi commissionano questo tipo di aria fresca, non aria fritta, aria fresca, ecco, un nuovo point of view, come abbiamo detto, nel territorio e fuori dal territorio. Il Nemo Profeta in Patria penso si applichi particolarmente a quello che è il distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, ma in generale anche all'Italia. E quindi che tipo di interpretazione, oppure che tipo di anche arrendersi a volte può essere successo, avete deciso, intrapreso, o magari che voi stessi avete detto, bene, se questo è il nostro point of view, vediamo di interpretarlo in altra maniera. So che la domanda è abbastanza estensiva, ma volevo partire appunto da un qualcosa di local, di territoriale, su cui voi vi muovete, lo so, e vi muovete particolarmente bene, dando qualcosa di, l'hai detto bene all'inizio, dirompente nel cercare di cambiare, pur mantenendo il rispetto, come hai giustamente citato tu adesso Cristiano, di ciò che e di chi era prima di voi e ha fatto questo lavoro e ha reso grande questo tipo di approccio e soprattutto di prodotto anche. Ma quello che posso dirti è che le cose sono molto cambiate negli ultimi anni. Quello che faceva la gran differenza era che una volta le persone stavano in un'azienda 20 anni. Adesso c'è una media di 5-6 anni, quindi in realtà ci sono visioni molto più aperte anche internamente alle aziende, nel senso che c'è gente che viene da altri mondi, che porta sempre visioni fresche, non c'è più quella specificità magari che c'era una volta, e questo molto spesso è anche a scapito dell'identità. Quello che posso dire io, poi secondo me è una cosa che è anche un po' personale nella visione, no? Io credo che le aziende del territorio abbiano una grandissima conoscenza del prodotto, molta meno capacità di comunicarlo rispetto alle aziende estere, soprattutto quelle statunitensi, che hanno invece un'altissima propensione alla comunicazione, al marketing, forse sono anche molto spesso schiave un po' del marketing, mentre le nostre aziende del territorio sono focalizzate sul prodotto, fanno dei prodotti fantastici, molto spesso però fanno fatica a comunicarli fino al cliente finale. Cioè, abbiamo diamanti che sono ancora coperti di terra. Sì, e quello che noi abbiamo sempre cercato di fare è proprio, come ti parlavo prima, parlavamo di linguaggio, no? Cioè una cosa che diciamo sempre è design, marketing, comunicazione, kids on the floor, che sono quelli che vendono il prodotto. Tra queste 4 persone spesso si diluisce il messaggio sempre più. Parti con dei concetti fortissimi, il marketing li traduce, la comunicazione li traduce, il kids on the floor li traduce, l'utente finale rispetto all'idea iniziale gli arriva ben poco. Il bignami. Esatto, neanche il bignami. neanche molto sì. spesso sono proprio delle interpretazioni diverse. Allora, più riesce ad essere in questo molto basico e molto forte, nel senso avere pochi concetti, ma ad essere dei concetti che possono essere dirompenti o possono essere semplicemente che sottolineano o che si autosottolineano in base a come è fatto il prodotto. Un prodotto che parla deve avere con sé i concetti, allora riesci a portarti a casa capra e cavoli, nel senso che da una parte stai lavorando, e è un po' il metodo che abbiamo sviluppato, è anche perché lavoriamo nel territorio, quindi con aziende che hanno molto a cuore il prodotto, allora bisogna iniettare in quel prodotto marketing e comunicazione. Il prodotto deve parlare da solo, perché non c'è neanche budget spesso per la comunicazione che abbiamo in mente noi, perché se tu ti guardi aziende
non del territorio, ma Fai internazionali. pure nomi, non è un problema. Beh, Cioè. Prendiamo degli esempi molto interessanti che ci sono in questo periodo. Anche magari qualcosa di... Parlate pure di con chi avete collaborato e delle storie di successo. Guarda, con cui... ti parlo invece di una storia di successo che non ha a che fare con noi. Ad esempio c'è un brand che si chiama Satisfy, che è un brand che parla di running, è un brand che è diventato importantissimo e super leader da un certo punto di vista e ha acquisito, cioè è leader dal punto di vista di trendsetter, con un approccio completamente diverso. Cioè questi hanno messo gli eventi soprattutto a livello, anche sopra il prodotto. Il prodotto sia interessante, ma gli eventi sono il fulcro del brand. Questo è un approccio completamente innovativo. È un brand, penso che sia franco-americano come situazione, ed è un qualcosa di completamente diverso da quello che noi potremmo mai pensare di fare qui, ma proprio per una questione di budget. Le nostre aziende non sono disposte a investire in quei temi rispetto che a altri. Però, ad esempio, stiamo collaborando con delle aziende nuove, delle realtà molto giovani. Posso farti l'esempio di Nasr, per dire, che è una realtà trentina, di dei ragazzi, l'azienda ha 2 generazioni, però quelli con cui ci interfacciamo noi sono dei ragazzi che stanno finendo l'università, e hanno un'azienda per le mani che sta facendo veramente la differenza nel prodotto. Questi stiamo parlando di un'azienda che fa un prodotto di apparel, dove fa apparel per lo sci, e noi gli stiamo dando una mano per quello che riguarda la comunicazione di prodotto. E quindi in questo caso non parliamo di footwear. Però la cosa interessante è che loro appunto mettono assieme eventi, mettono assieme prodotto, mettono assieme comunicazione in maniera molto dinamica e molto trasversale. Chiaramente stiamo parlando di una generazione, questi fanno parte della generazione Z, e quindi è gente che vede, che è figlia di tutto questo passato. È chiaro che altre aziende hanno bisogno di avere una visione contemporanea data probabilmente dall'amministratore delegato, da qualcuno che ha il potere di gestire i budget in maniera innovativa. Perché se partiamo da come vengono gestiti normalmente i budget di un'azienda, qui è sul prodotto, il punto focale. Perché storicamente arriviamo da solo prodotto, cioè Montebelluna, l'area Montebelluna, io parlo tranquillamente di Montebelluna perché poi noi quando abbiamo cominciato ad andare all'estero, Montebelluna era assolutamente riconosciuta in ambito footwear. Sì, ricordo una trasferta che abbiamo fatto io e te a Monaco. Sì, e tra l'altro... Dire Montebelluna era... Cioè, la gente si illuminava, ma noi abbiamo avuto... eravamo ancora nella versione, eravamo ancora nel passaggio da laboratorio creativo a studio di design, e abbiamo avuto Dwayne Edwards, che è il designer di Nike Jordan, che era in trasferta con una delegazione da Portland, e un nostro carissimo amico ce l'ha portato lì in studio perché voleva fargli vedere la nostra realtà. Voglio dire, da Portland è venuto a Montebelluna, io credo che comunque con l'idea comunque di assorbire, non manca di solo dare. il volo diretto, perché sì, esatto. Le storie appunto che ci sono adesso è un gemellaggio che in qualche maniera è anche più consolidato, ma all'epoca era ancora nuovo come idea. Sicuramente noi arriviamo da un passato, da una tradizione calzaturiera molto forte, in un mondo dove bastava il prodotto. Bastava il prodotto fatto di qualità e alla fine poi in qualche maniera si vendeva, si riusciva a fare business. Poi si è esportata la produzione e quindi diciamo che l'aspetto qualitativo è venuto un pochino meno, e è cresciuto sempre di più la necessità di creare uno storytelling, creare una storia, creare brand, no? E questo arriviamo al prossimo problema. Cioè, in un mercato già pieno di oggetti, pieno di scarpe, facciamo un esempio proprio esplicito, qual è la storia che fa la differenza? Beh, la storia sicuramente, appunto, secondo me non esiste il prodotto perfetto, ma esiste il prodotto perfetto per il brand perfetto in quel momento perfetto. Quindi queste 3 cose sono difficili da slegare, sì, perché se tu fai il prodotto perfetto ma il brand non lo supporta, non lo vendi. Come se il brand è perfetto per quel prodotto perfetto ma non è il momento giusto. Io lo dico per esperienza perché c'è il successo di lavorare facendo il progetto perfetto per il brand perfetto, però non era il momento, e dopo 5 anni magari invece era il momento, perché anche essere troppo avanti a volte ti penalizza. Battiato stesso lo insegna, tra l'altro, no? Battiato ogni tanto apriva un cassetto, tirava fuori e ha detto
Ancora troppo avanti questo. Su tante cose direi. Sì. Ma Probabilmente alcune di quelle che ha scritte, pur adesso lui, essendo trapassato, sono ancora troppo ancora avanti per il molto- momento per noi, attuale. Sì. per il mondo contemporaneo sicuramente sì. No, è assolutamente quello che dice Andrea è fondamentale, nel senso che ci sono proprio delle dinamiche che creano il prodotto giusto e ci sono anche delle aziende che magari hanno degli spunti interessantissimi, ma appunto non sono l'azienda giusta per fare quel tipo di prodotto. Quindi magari hanno in casa il prodotto che poi 5 anni dopo o 6 mesi dopo un new brand fa e quel brand diventa la faccia di quella nuova tipologia di prodotto. Perché? Visto che possiamo fare nomi, scusa se ti interrompo, Vai, però visto siamo che qua. possiamo fare nomi, Siamo qua, noi guarda. l'abbiamo visto con Oka, perché noi lavoravamo direttamente o indirettamente per Tecnica, ma anche per Oka, in Tecnica con Jean-Luc Diard, che era il fondatore di Oka, e per Oka tramite gli studi esterni. Cosa succede? Che Tecnica, con il concetto della suola oversize, ha venduto poco, ha avuto poco futuro. Oka ha fatto 30.000 paia il primo anno, 3 milioni di paia il secondo anno, 30 milioni di paia il terzo anno e poi è stata venduta e ha veramente preso il volo, no? Questo per dire cosa? Che il prodotto poi fondamentalmente l'idea, il concetto era quello, la persona dietro a quest'idea, le persone dietro a quest'idea erano le stesse, però su Oka è stata creata fin da subito una credibilità e un brand che permettesse quel tipo che soddisfasse quella necessità, no? E anche poi anche una rete vendita, perché anche quello poi è importante. Cosa che su Tecnica invece non c'era, perché Tecnica era riconosciuta per un altro tipo di prodotto. E adesso secondo me si vede per tutte le aziende che si sono buttate nel mondo del trail running, non avendo, come posso dire, l'autorevolezza per parlare di trail running. Quindi cosa succede? Che tutti si sono messi a fare trail running, ma alla fine le aziende che vendono trail running sono quelle che hanno veramente costruito, come dicevi tu prima, citando Nasr, una community. Cioè creando veramente un qualcosa di autentico per cui loro possono permettersi di parlare di trail running, mentre gli altri stanno cercando di cavalcare un trend ma senza averne le credenziali per parlarne. Sì, ci sono proprio dei brand che nascono addosso anche a degli atleti e che hanno molta più credibilità di altri. Cioè, vediamo ad esempio Nike in questo periodo qui è un po' in caduta libera rispetto a certe nicchie di mercato che gli sono state rubate, soprattutto nel mondo trail running, da piccoli brand che saltano fuori come funghi, ma che hanno una credibilità diversa. Interna a quella community che tu appunto stavi sì, citando prima, perché sono forti in quello. la nicchia di utilizzo di quella che magari sta diventando popolare, però si muove su un'altra buzzword degli influencer che sono sì. magari riconosciuti all'interno di determinate community, ma sono community innanzitutto con un fortissimo potere d'acquisto. Correggetemi se sbaglio, perché appunto una calzatura specifica per un determinato tipo di terreno, ok, è declinata e interpretata anche in base a chi la indossa e soprattutto diventa uno status symbol, perché quelli che sono determinati tipi di sport, eventi, parlo semplicemente vicino a noi, la Due Rocche. Sì. I runners che vengono a correre la Due Rocche sicuramente avranno ai piedi delle specifiche calzature che sono quelle promosse o sponsorizzate o tailored attorno a quelle specifiche personalità che comportano, anche nel semplice loro modo di correre, senza dover dire parola proprio, la comunicazione chiave per quella tipologia di prodotto. Ma in una parola è cultura, Stiamo Benissimo. parlando di cultura. Cioè ogni cosa, la cultura, il nostro focus, ma anche il punto divertente del nostro lavoro è quello di immergersi in ogni progetto in una cultura diversa, no? E quindi tu interpreti quelle che sono le culture, che possono essere le culture aziendali o quelle del target, e cercare di fare un merge tra le due, no? Cioè cercare appunto di capire bene qual è la cultura che ci si muove dietro un'azienda, capire bene qual è la cultura che si muove dietro l'utilizzatore finale e capire come le due possono comunicare e capire appunto se è il prodotto giusto per quel tipo di persona e per quel tipo di azienda, perché come diceva Andrea è quella la sinergia che c'è dietro i prodotti di successo, è riuscire a entrare in una cultura, perché i prodotti che veramente fanno la differenza sono dei prodotti che sventrano il mercato a livello culturale. Ti faccio un esempio super divertente. Crocs
è un prodotto che se uno vede la prima volta che è stato visto Crocs mondialmente, è stato visto su un film che si chiamava Idiocracy. Non so se l'avete mai visto, è un Sì. film, ecco. Sì. In quel film là era stato proprio chiesto al regista, cerchiamo di mettere delle scarpe per questi, che è un film su un futuro In cui il massimo QI disponibile è tipo 70, se Esatto, non sbaglio, esatto. qualcosa del genere. Ma ecco. penso anche Sì. molto meno. Ma forse anche sinceramente. molto meno, sì, sì. Stiamo comunque avvicinando. Sì. Però il punto è proprio che dicevano, troviamo un paio di scarpe, ha chiesto il costumista, che siano le scarpe che rappresentano l'idiota, no? E che non diventeranno mai famose, perché altrimenti poi per il film potrebbe essere Sì. un problema. E hanno scelto delle scarpe che servivano per il giardinaggio e che erano appunto le Crocs. Le Crocs però sono diventate famose perché sono diventate le scarpe più comfortable del mondo. Cioè sono scarpe che tipo tu lavi con la canna dell'acqua, sono facilissime da indossare. Hanno un design che col tempo, come la Multipla, ha avuto il suo review, no? Nel senso che comunque adesso sono divertenti, sono diventati anche trend per un certo periodo. Quindi in realtà C'è che ha provato a metterci anche il tacco, tra l'altro. Ma hanno provato a fare un po' di tutto, però Penso siano ancora in vendita. però comunque si sono evoluti, sono riusciti comunque a fare dei prodotti molto interessanti e di per sé era un prodotto molto interessante perché utilizzava un materiale che all'epoca era innovativo, cioè comunque era un prodotto già di per sé rivoluzionario per gli addetti ai lavori, no? Certo, per il grande pubblico doveva essere molto digerito, quindi è interessante il fatto che un prodotto del genere parta da un concept molto diverso da quello che è poi l'utilizzo finale, cioè pochi la usano per il giardinaggio, però in realtà è nata per quello e se ci pensi ha tutte le caratteristiche perfette per essere la scarpa col quale tagliare l'erba, no? Quindi uno stivale intero, era intero, ti faceva sudare. Esatto, invece, esatto. Però è tutta coperta, le dita non le hai, cioè, quindi ha il suo perché, no? Questo per dire che molto spesso poi il prodotto ha una sua vita propria, no? E non sei tu a capire e neanche i più grandi visionari riescono a capire dove va a parare, no? E ti dirò di più, non so se vi ricordate, al Museo della Calzatura Sportiva di Montebelluna c'è un antesignano della Crocs, identico alla Crocs, che però non è stato brevettato al tempo e quella volta sì, era 20 anni avanti, troppo avanti, per poter essere neanche semplicemente preso in considerazione. Sempre in neve. Ma dai. Sì. E vi invito appunto, se non ci siete stati da un po', a visitarla, appunto perché la mostra è stata ripristinata e riorganizzata, ma quella nonna della Crocs c'è ancora, come esempio a volte siamo troppo avanti con il prodotto. Loro stessi erano troppo avanti, tant'è vero che all'inizio appunto era un brand sconosciuto, lo è stato per tanto tempo, poi è diventato comunque settoriale e solo ora è mainstream, tant'è vero che adesso il concetto Crocs, cioè il monoscocca in EVA, sta dilagando, cioè nel senso, quindi era veramente molto avanti. Sì, quindi stiamo parlando di cose che hanno la loro vita propria e poi c'è tutto un mondo che ha fatto il suo apice, e adesso secondo me è un po' in calata, che è quello dell'approccio delle star che vengono da altri mondi al mondo del design, no? Quindi abbiamo parlato di molti elementi tecnici, anche chi aveva citato appunto Scocca in EVA, abbiamo parlato di quelle che erano appunto linee che devono invitare a provare anche cose nuove. Non abbiamo ancora parlato di alcuni strumenti e ovviamente sapete dove sto andando a parare, nel senso che il mondo del design è uno dei primi utilizzatori dell'intelligenza artificiale. certo. Voi, ricordo bene, già qualche anno fa vi stavate giocando appunto con quello che magari è stato, sembra che si stia parlando di decenni fa, ma è meno di un lustro, ecco, quando Midjourney cominciava a essere testato da designer del prodotto. E ora Midjourney è già sepolto, ok? Sì. Ma in questo caso appunto il mondo della creatività, design, in particolare design del prodotto, coglie a piene mani ciò che è la possibilità di avere, non dico delle soluzioni, ma delle guide in un certo senso. Voi come innestate questo con ciò che mi avete detto prima, cioè l'artigianalità? Beh, allora, questa è una domanda interessante perché ha a che fare con due punti importanti. Cioè, uno ha a che fare con la cultura di cui parlavamo prima. Benissimo, e quindi portiamo anche un altro elemento. Sì, e l'altro è col metodo progettuale, nel senso che da una parte bisogna considerare che noi utilizziamo l'intelligenza artificiale su tutta una parte iniziale del prodotto, e nel senso su una parte anche di ricerca volendo, però
va utilizzata sempre considerando i bias che ci sono dietro. Cioè l'intelligenza artificiale vive, si nutre di un qualcosa che è già esistente e che è sul mercato, quindi non tirerà mai fuori niente di nuovo. Ragiona in maniera orizzontale, cioè le mixa delle cose che esistono su vari piani, connette delle realtà diverse, ma non va forward, è sempre orizzontale. In questo senso è interessante perché se tu hai una capacità critica, una capacità analitica e una visione, questo può aiutarti a essere molto più rapido nel provare dei test, nel fare dei test, no? Quindi da questo punto di vista è uno strumento eccellente, sia per quanto riguarda la ricerca tematica, quindi sto parlando di ChatGPT, quel tipo di ricerca anche testuale, no? Perché per certe cose è molto interessante valutare e confrontare delle cose che esistono sul mercato, sia dal punto di vista poi della renderizzazione di prodotto, di tutte quelle parti là che sono un po' più tecniche. Però, manovalanza. Sì. Però l'illusione di poter lavorare con l'intelligenza artificiale nel campo del design, secondo me, è un'illusione ancora e lo sarà sempre dal mio punto di vista. Perché? Perché tu puoi lavorare su una certa parte dello sviluppo prodotto, cioè la parte iniziale di ricerca e di confronto. Però per mettere qualcosa di nuovo, quella diventa un enorme mood board digitale, tra virgolette. Quindi qualcosa che è già esistente, che tu posizioni orizzontalmente, come avere un pianoforte con un sacco di note, molte più di quelle che puoi avere su un 88 tasti, e puoi avere più note a disposizione, però la melodia e l'armonia è qualcosa che crei sempre tu, non te la crea lei. Se la crea lei, molto spesso... Le 10 dita rimangono al designer. Sì, le 10 dita rimangono al designer ed è fondamentale questo, ma non lo dico per voler salvaguardare una realtà come... cioè non mi interessa questo punto di vista. Io credo che sia una cosa, cioè non usiamo più i cavalli perché la macchina è meglio, cioè nel senso non è che... però non mi interessa appunto... Esatto, mi fa la cacca per strada. Non dovrebbe. Poi, Sì. Quindi Un po' perde sempre l'olio. Andiamo avanti. sì, non mi interessa salvaguardare una realtà in questo senso, parlo proprio a livello strategico. L'intelligenza artificiale è uno strumento e come tutti gli strumenti va utilizzato, noi lo utilizziamo da anni, però non c'è secondo me la capacità di sostituire l'essere umano, ma per una questione anche, lasciami dire, filosofica, cioè manca l'intuito alla intelligenza artificiale. Come ti dicevo, può lavorare orizzontalmente, può mixare delle cose, non può fare un salto che è quello dell'intuizione. L'intuizione è qualcosa che rimane a noi. E il processo cognitivo fa molto la differenza, anche se posso innestare quello che magari è la visione di un educatore. Sì, poi anche tutta l'esperienza, cioè il bagaglio di esperienza che noi abbiamo accumulato negli anni, e purtroppo ChatGPT non ce l'ha, ChatGPT per nominarne una. No. Io quello che ho visto quando è arrivata, perché è stata comunque una cosa abbastanza improvvisa un po' per tutti, no? L'arrivo dell'intelligenza artificiale e anche l'evoluzione che c'è stata. L'impatto che ha avuto nello studio è stato, secondo me, come un aiuto nell'aggiungere elementi nella mood board, però il metodo progettuale è rimasto praticamente invariato e semplicemente si sono aggiunti punti di vista. Non siamo mai riusciti a presentare un progetto che usciva da ChatGPT, per quanti prompt lunghissimi gli dessimo e istruzioni super dettagliate, non siamo mai riusciti ad arrivare. Infatti abbiamo anche, diciamo, come posso dire, scartato l'ipotesi di continuare a provare a renderizzare. A volte facciamo dei render veloci che ci aiutano, giusto per avere dei punti di vista nostri, ma non sono delle cose finite. Molto spesso mixiamo poi, però appunto secondo me la cosa più interessante che ci ha portato è quello di avere dei punti di vista in più nella fase iniziale, un po' in tutte le fasi secondo me, perché poi magari anche gli errori di interpretazione a volte possono essere degli stimoli, per cui sì, io non la vedo come una cosa finita, ma semplicemente come un ingrediente che si aggiunge al puzzle e che sicuramente poi siamo sempre stati noi poi a valorizzarlo o sminuirlo, insomma, a seconda dei casi. Poi anche lì ci sono, come posso dire, dei software, delle intelligenze artificiali sempre nuove e
ogni volta che ne esce qualcuna di nuova è sbalorditivo cosa si riesce ad arrivare a fare, quindi comunque io non so dove arriveremo di questo passo, sicuramente arriveremo molto avanti, però al momento secondo me quello che lo studio ha avuto come impatto è che il metodo progettuale è rimasto quello, è come se noi avessimo uno young designer o delle persone in più all'interno dello studio che aggiungono altri punti di vista interpretando rispetto alle nostre istruzioni. E questo è Quindi molto è sicuramente un valore. È un ottimo approccio, sì. ecco, che non sminuisce, come diceva appunto Cristiano, l'intuizione No. in questo caso, No. o il decidere tu dove Sì. mettere le 10 dita sulle note che ci sono in più in questo caso. Stiamo per arrivare alla conclusione perché c'è tanto, c'è veramente tanto. Il fatto di avere 2 ospiti mi invita sempre a fare puntate di almeno il doppio, ma ahimè l'attenzione anche di chi ci segue sui nostri social media, su YouTube, su Spotify, appunto, scema dopo un po' come attenzione. Fossero qui con noi, probabilmente un panel con argomenti di questo genere terrebbe l'attenzione accesa per molto più tempo. Ci rimandiamo però a varie possibilità. Una è quella di appunto cliccare sulla campanella che vedete in basso a destra o a sinistra a seconda del canale su cui ci state seguendo per riuscire a essere più attivi e ricevere le notifiche su questa e anche le prossime puntate che andremo a sviluppare, soprattutto perché nella sinossi di questo episodio troverete riferimenti a loro come persone, ai loro account LinkedIn, a FabLab come collettiva, come website di riferimento per ottenere ulteriori informazioni e magari svelare qualche altra curiosità che può essere magari sorta durante questo episodio e tanti altri. Noi ci riferiamo sempre a un'ultima domanda che portiamo ai nostri ospiti, ma coglierei l'occasione per farvela incrociata, cioè di solito chiedo cosa diresti a Andrea di 20 anni fa quando appunto si stava cominciando a mettere assieme un'idea creativa attorno alla musica per poi portare al tutto a un livello altro, a un livello dirompente, e così chiederei a te, a un Cristiano, ma farei la domanda opposta, cioè cosa diresti a un Cristiano di 20-25 anni fa se lo vedessi adesso? Cosa gli chiederesti di stare più attento? E lo stesso tu cosa diresti ad un Andrea di 20-25 anni fa come suggerimento per essere ancora più dirompente? Mi viene da utilizzare appunto questa caratteristica. Allora, mi metti un po' in difficoltà, sinceramente. Se non mica qua a pettinare no, le mi metti bambole. un po' in difficoltà perché comunque le cose che dovevo dirgli gliele ho dette e mi pare che abbiano fruttato molto bene. Quindi gli direi adesso, rispettivamente a quello che eravamo 20 anni fa, gli direi complimenti, insomma, gli farei i complimenti per ciò che stava per fare, per cosa abbiamo fatto insieme e cosa ha fatto anche lui, anche come percorso personale. Questo io mi sento di dire, perché tornare indietro a 20 anni fa, ti dico, io sinceramente della mia storia personale sono comunque abbastanza contento, nel senso che nonostante ci sia sempre da raggiungere molto di più e io sia sempre molto affamato, e anche lui, come è giusto che sia. Però io sinceramente quando ero adolescente sognavo, credevo di sognare in grande, però sinceramente non pensavo di, come posso dire, arrivare a concretizzare una cosa, uno studio nostro che porta avanti un nostro ideale, che ci porta a un modo di vivere che comunque è molto personale. Cioè io sinceramente sono orgoglioso, cioè te lo dico proprio sinceramente, sono orgoglioso di me come sono orgoglioso di lui, perché sinceramente quando 20 anni fa, 15 anni fa abbiamo cominciato a collaborare insieme, prima con la musica e poi tra l'altro adesso suoniamo ancora, tra l'altro con un'altra band, ma suoniamo ancora, io ho visto delle piante che hanno continuato a crescere, non ho visto delle piante che sono morte, e quelle che sono morte sono servite come concime per le nuove, quindi sì, sono abbastanza contento, ti dico la verità. Bene. Beh, allora, intanto bisogna dire che io e Andrea siamo un po',
siamo marito e moglie ormai, quindi quello che abbiamo detto ce lo siamo detto. Nonostante le rispettive morose, Esatto. se posso, magari fraintendimenti che nascano tra il nostro siamo pubblico. siamo bigami perché c'è anche Tommaso, hai capito? Ma insomma, io e lui ci conosciamo da talmente tanto tempo che, come diceva lui, quello che dovevamo dircelo nel bene e nel male ce lo siamo detti. Chiaramente io a Andrea di 20 anni fa gli direi che non ha idea di quello che andrà a fare, perché non ha idea, gli direi proprio, tu non hai idea di quello che andremo a fare, perché le aspettative che avevamo erano completamente diverse e siamo sicuramente oltre le aspettative, ma anche in altre direzioni. Quindi proprio il fatto stesso che abbiamo scelto un mondo come quello del footwear, che è una cosa che non avevamo effettivamente neanche come punto di partenza all'inizio. Ti dico solo che mio padre ha un'azienda di calzature e io volevo starci più distante possibile del mondo del footwear, quindi sono ricaduto dentro per vie traverse, ma non è una cosa che avevamo messo in preventivo. Quindi anch'io, come dice Andrea, sono molto contento dei risultati personali. Una cosa potremmo dire anche a Tommaso di 20 anni fa, tipo, e anche lui... Fun fact, uno dei nostri ospiti precedenti ha concluso con una frase molto simile. Fioi, non avevo idea. Mi arrivo per entrambi alla vera ultima domanda e anche vi introduco a quello che è il nostro question time, vale a dire ciò che un ospite precedente, appunto, ci ha lasciato come domanda da fare a voi, così altrettanto farete anche voi. Scriverete anche entrambi una domanda diversa da passare appunto forward a uno dei nostri prossimi ospiti. Quindi, eccoci qua. In un certo senso ci avete già risposto, ma voglio sentirlo di nuovo. Più di una, scusa. Volendo ne ho più di funziona? una, sì, no. Qui è dove andrete voi a scrivere, anche ricicliamo. Ok. Figurati. Questo è per te, ecco qua. Quindi lascio un lapis a uno che dopo passerà. Ah no, ne abbiamo anche un altro, ecco a te. Questa, in un certo senso, potete rispondere anche in modo secco, ecco. Quindi, se volete farlo in coro, mi pare che la risposta possa essere abbastanza scontata. Cari Cristiano e Andrea, rifareste le stesse scelte oggi? Posso dire una cosa che non si può dire? Vai. Assolutamente. Sì. Perfetto. Perfetto. Uno è concesso. Uno è concesso. Uno, due È nell'arco della stato chiaro puntata sono all'inizio, concessi. ma- Esatto, uno è concesso. Bene. Vi lascio scrivere appunto la prossima domanda per i nostri prossimi ospiti. Benissimo. Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare tutto il team di Campus Cast, chi ci aiuta nel supporto audio, video, social e di coordinamento, quindi Riccardo alla chitarra romantica, Luca al basso senza corde, Paola ai social media e Frank che coordina il tutto dalle retrovie. Da Campus Cast, ricordiamo sempre, cliccate sulla campanella, Cristiano Frassetto, Andrea Guarnier e Leo Gobbato, alla prossima puntata. Grazie. Grazie. Grazie a voi.